Andare a Capo Nord in macchina, vedere l'aurora boreale, avere dei figli, tra le 100 cose che avrebbe voluto realizzare prima di morire, una lista che conservava nella sua scrivania piena di sogni drammaticamente interrotti, come la vita di Francesco Visintin, 19enne deceduto in un incidente in auto ad Arcugnano nei giorni scorsi, mentre viaggiava da passeggero insieme ad altri amici per quella che avrebbe dovuto essere una serata spensierata. Lo strazio, il dolore di chi lo conosceva, le parole della mamma. Quando eri molto piccolo abbiamo sempre pensato a te come una stella speciale, quasi una cometa che lascia nel cielo una scia luminosa. Ricordato per la sua generosità e l'inclinazione ad aiutare il prossimo, stava studiando per diventare medico. Longevità non è numero di anni, ma sta nel gustare la vita, sta nel donare se stessi agli altri, nell'essere qualcosa che fa crescere anche gli altri. Io credo che Francesco in questo già abbia fatto tanto. Era anche animatore, aveva scelto l'università per diventare medico, quindi già qualcosa di aperto anche all'aiuto verso l'altro. Chiesa in lacrime e la sciarpa dell'Ane, la sua passione per un ultimo abbraccio.